Quinta corsa, premio Civil Action. Sono cavalli di 4 anni, non vincitori di 25.000 euro in carriera. 1 Actaro P, Francesco Pettinari. 2 E France Gar, Roberto Vecchione. 3 Alpago VF, Antonio Velotti. 4 Anastasia Trio, Marco Stefani. 5 America Spritz, Federico Esposito. 6 Archidami, Alessandro Gocciadoro. 7 Americ Clemar, Gianvito D'Ambroso. Parte piano Actaro P, rinuncia al lancio anche Archidamia. L'errore di Air France Gar, veloce al Pago VF su America Spritz, poi Anastasia Trio che si sistema alla corda davanti a Actaro P. Insiste America Spritz, ma al Pago VF al comando. Federico Esposito non ne vuol sapere, viene fuori addirittura 13,8 per i primi 200 metri, poi alla fine America Spritz si accoda. A un paio di lunghezze Anastasia Trio davanti Actaro P, Archidamia che ha rinunciato completamente al lancio. Numero 3 Alpago VS squalificato. Del Sauro Alpago VF dopo 350 metri, quindi rimane al comando America Spritz e arriva subito Alessandro Gocciadoro e chiede strada alla compagna di allenamento e passa al comando. Quindi Archidamia al comando praticamente senza spesa, 45,8 i primi 600 metri davanti a America Spritz, poi Anastasia Trio, l'1 di Actaro P, Americ Clemar e France Gar che si è ricongiunta dopo l'errore iniziale. Arriviamo al giro, passato dalla figlia di Ridi Cash in 1-1-1, 15-3 la frazione qui davanti, ma 32-2 per il secondo quarto, quindi ritmo blando. America Spritz sempre nella sua scia davanti ad Anastasia Trio, poi Actaro P, Americ Clemar. Chilometro in 1,16,5, Archidamia ancora salda battistrada, America Spritz nella sua scia, poi Anastasia Trio nessuno fa la prima mossa perché Archidamia tiene ora ritmo abbastanza sollecito. Frazione delle scuderie in 14,6, sempre Federico Esposito con la figlia di Coen Worketing che sta nella scia della battistrada. Accenna ora Marco Stefani a spostare con Anastasia Trio, allarga anche Actaro P, cerca di infilarne un po' di dentro Americ Clemar, intanto ultima curva passata in 14,9, rete d'arrivo, Archidamia padrona della situazione, poi America Spritz e Anastasia Trio, di dentro Americ Clemar, ultimi 50 metri, si gira Alessandro Gocciadoro, nessuno di qua, nessuno di là e vince. Su Anastasia Trio, porta terza Americ Clemar, da rivedere lotta per il terzo, 29,3 chiudere, viene fuori una media di 1,14,9 per Archidamia che viene a vincere da favorita la quota di 2,04, mentre secondo posto per Anastasia Trio, poi rivediamo la lotta per il terzo, se sono vicinissime, vicinissime. È veramente difficile separarle, forse l'allieva di Gianvito D'Ambroso è riuscita a mettere un paio di centimetri davanti ad America Spritz, proviamo a sbilanciarci, diciamo Americ Clemar al terzo, ma aspettiamo l'esito della fotografia perché le due sono veramente vicinissime.